Una pallacanestro Nuoro in grande spolvero ha costretto alla sconfitta la capolista Dinamo 2000 Sassari, una vittoria che non ti aspetti, quella ottenuta dai Sirbones che sabato nella palestra Acconi di Via Lazio hanno superato col punteggio di 60-54 i primi della classe del girone B del campionato regionale di Serie D. Segno che nello sport a volte la voglia di vincere, l'orgoglio e il senso di appartenenza alla maglia possono fare miracoli e annullare un divario in classifica di 20 punti. Che i ragazzi del coach Marco Moledda abbiano grandi potenzialità inespresse è un fatto appurato dal momento che in più di un'occasione hanno costretto agli straordinari avversari più forti. La prova di questo grande potenziale è stata fornita contro la Dinamo 2000, gara a cui si riferiscono le immagini in cui i Sirbones sono stati in partita dall'inizio alla fine. Il primo quarto ha visto i sassaresi prevalere di un punto sul 17-16, segno di un grande equilibrio di valori, mentre nella seconda frazione i nuoresi sono riusciti a ribaltare il punteggio portandosi sul 26-25 grazie a un parziale di 10-8. Le due formazioni sono andate a riposo lungo con i padroni di casa avanti di un punto, un vantaggio minimo per dormire sonni tranquilli. Ma il capolavoro i Sirbones l'hanno fatto nella terza frazione, dominando gli avversari e chiudendo con un parziale di 19-13. L'ultimo decisivo quarto ha visto i nuoresi partire da un +7 sulla capolista. I sassaresi hanno tentato in tutti i modi di ribaltare il punteggio che li vedeva soccombere, ma i ragazzi del coach Marco Moledda hanno ribattuto punto su punto, chiudendo con un parziale di 17-16 a sfavore che però gli ha permesso di portare a casa una vittoria importante per il morale e la classifica. I nuoresi infatti hanno agganciato l'Azzurra Basket Oristano al penultimo posto dalla graduatoria. I nuoresi torneranno in campo domani contro il Tabas Sassari per recuperare la gara del secondo turno della fase a orologio.